Novità per quanto riguarda il mese di aprile del Principato di Aris. Buonasera. Iniziamo la prossima settimana con il sabato 12 aprile con un'altra delle nostre classiche cene con delitto. Il 12 aprile ci sarà Maleficarum, l'ultima pennellata del Romanino. È un classico giallo che riproponiamo ogni mese tramite la compagnia di Cremona che si chiamano Nubis Quo. Devo dire la verità che essendo anche di sabato forse è più facile, però è quasi pieno. Abbiamo la Pasqua, quest'anno abbiamo proposto un menù da 35 euro con le bevande incluse, un menù stagionale con delle pietanze leggere a base di erbette, di campo e altre pietanze nostre della zona, quindi ripeto il menù di Pasqua costa 35 euro tutto incluso, i bambini invece possono mangiare alla carta. No? Il mese di aprile prevederà anche un'altra serata dedicata alla costata, l'abbiamo già fatta nel mese passato, dobbiamo ancora solo decidere quale venerdì sera farlo, è andata molto bene, la gente si vede che questo pezzo di carne piace tantissimo e quindi lo riproporremo sicuramente. Siamo invece indecisi se riuscire a fare o meno qualcosa per il giorno di San Marco, no? Cioè il 25 di aprile. Decideremo in base al tempo, perché sappiamo che se è bello la gente va al mare, quindi magari ha piacere di andare da quelle parti, no? Però è un peccato non approfittare di questa bella, come si dice, prelibatezza che il Principato di Aris offre ai suoi clienti. No? Sì, d'accordo, però bisogna anche vedere un attimino quelle che possono essere le esigenze, diciamo, della nostra clientela. Però sicuramente abbiamo il delitto, abbiamo la Pasqua e abbiamo la costata. Questo è quello che proponiamo, ma noi comunque aggiorniamo sempre il nostro sito internet, le nostre pagine di Facebook, che tra l'altro ci aiutano tantissimo a riempire queste serate. No? Volevo solo fare un piccolo accenno che per me è molto importante: nel mese di maggio, un sabato sera, riusciremo a riorganizzare la cena nel buio. C'è tantissima gente che è interessata, sono delle serate sensoriali particolarissime dove si mangia in una stanza completamente buia e si viene serviti da dei camerieri non vedenti e non si sa cosa si mangia, con chi si è seduti a tavola, e cosa si mangia e soprattutto anche cosa si beve, e sarà un'occasione per sviluppare un po' i sensi che normalmente sono un po' latenti. Data da definirsi però nel mese di maggio, un sabato sera.